is airtight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by. Venerdì 25 giugno si è disputata all'ippodromo di Sassari la prima giornata della riunione estiva del 2021 Turritano, in un convegno che prevedeva le canoniche 6 prove che mettevano a confronto gli anglo-arabo e il puro sangue inglese. Screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me, so far out of sight. Ad inaugurare la nuova stagione è stata la vittoria sorpresa di Bice nella prova riservata ai puro sangue inglesi di 3 anni ed oltre che si sono sfidati sul chilometro secco. L'allieva di Salvatore Muroni Junior, ben montata da Filippo Ezza, lasciava fare in avanti a Pinto Physique e Vivincolo Laesa, seguiti a loro volta da Sud Sound System e Delis. I 5 spiegati a ventaglio si presentavano in aperta lotta ai 250 finali, con il battistrada Pinto Physique che provava a filare via lungo la corda, ma al suo esterno si materializza in pochi tempi di galoppo la sagoma di Bice. La femmina metteva la freccia e salutava tutti con una puntata degna di nota. Con 14 kg in più giungeva al secondo posto il sempre regolare Sud Sound System, davvero generosa la prova del Baie della scuderia Piras. Terzo e quarto posto per Pinto Physique e Vivincolo Laesa. Bice da Roderick O'Connor e Olympic Girl ottiene la terza vittoria in carriera, la prima da quando è stata portata in Sardegna dal suo proprietario Michele Lavra, sentito nel post gara preceduto dalle parole di Filippo Ezza. Filippo Ezza per la prima corsa è portata al successo Bice, un po' sorpresa, voi ci credevate? Crederci no, perché la cavalla rientrava dopo un piccolo infortunio. Ci credevamo andasse bene, di vincere non ci speravamo, però abbiamo fatto ultimamente bei lavori, si è ripresa bene la cavalla e ci ha dato l'opportunità di vincere bene oggi, tranquilli. Bella corsa. È piaciuta tanto perché ha seguito tranquilla ai primi e poi ai 200 finali, quando l'ha richiesta maggiore impegno, ha fatto un bello Non scatto. ci credevo in partenza perché mi ha tardato molto a ingambare. Sui 1000 metri non aveva mai corso, la cavalla è la prima volta che ci vince. Ha tardato a ingambare, però bene, è arrivata in curva, cambio di azione, progressione in salita, abbiamo fatto un bel parziale e è andata a vincere. Sì, anche perché lei comunque aveva già vinto allungando la distanza, questa è la prima sui 1000 metri, quindi Sì, una sì. cavalla anche utile. Sì, possiamo adeguarci un po' A tutto. a tutto, sì. Complimenti Filippo, quarta vittoria stagionale, in bocca al lupo. per il Grazie mille, buona giornata a voi. Michele Lavra, socio proprietario di Bice, una sorpresa oggi o ve l'aspettavate? Innanzitutto complimenti per la vittoria. Grazie. No, una sorpresa. All'ultimo momento Salvatore ha deciso di dar la partente e niente, è andata bene, anzi benissimo, quindi va bene. Senti, lei si era espressa bene sul miglio accorciato su a Pisa, secondo te 1000 metri ora può essere, perlomeno per le attitudini qua in Sardegna può essere... Sì, può essere, però secondo Salvatore è una cavalla che qua in Sardegna può fare anche Può allungare. sì, 1500, nel senso anche sino a 2000, dai. Senti, questa è una Poi si vedrà. Certo, Comunque certo. sia, è arrivata a 2 mesi, quindi ancora non possiamo dire più di tanto. Senti, è arrivata appunto da 2 mesi, è stata acquistata dalla scuderia Giannotti, era una scelta mirata o è stata un'occasione, com'è andata? Allora, è stato un consiglio di Salvatore che aveva insomma visto la cavalla e piaceva e ha detto ma insomma l'ho acquistata. Complimenti, oggi è stato un acquisto azzeccato che ti premia nella passione, bravo Michele. Grazie. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. La maiden riservata ai puro sangue inglese di 2 anni sui 1500 metri segna il bel progresso di Safì Lonzana a bersaglio con in sella Alessandro Fiori. La puledra allenata da Antonio Cotto ha scandito i parziali a proprio piacimento, seguita la Sardana Grey e il trio della San Giuliano. Completata la retta opposta, Safì Lonzana aumenta i giri del motore, prendendo chiaro vantaggio su Sardana Grey. In dirittura finale la battistrada allungato distendendosi in una bella galoppata e sul traguardo lascia 5 lunghezze Sardana Grey, mentre a maggiore intervallo Cresta dell'Onda piombava sulla gana dell'Algher. Le due virtualmente inseparabili, ma il giudice d'arrivo senza ausilio del fotofinish assegnava il terzo posto alla portacolori della San Giuliano.
Safina Zana da El Kabir trova la prima vittoria in carriera che segue i 2 terzi posti ottenuti nelle prime 2 uscite. A fine gara le parole di Alessandro Fiori e quelle del morning jockey Massimo Marcialis. Alessandro Fiori per la vittoria di Safilonzana nella media riservata di puro sangue inglese di 2 anni su 1500 metri, un bel cost to cost, te l'hai costruita tu, te l'hai fatta tu insomma la corsa. Beh, direi di sì, è una cavalla che già veniva da un paio di piazzate a Chilivani, però sempre a 1000-1200. Quindi oggi essendo 1500 la cavalla siamo andati davanti, si abbiamo costruito la corsa e ha risposto sempre bene. La sensazione era proprio quella che potesse allungare e fare meglio, venire in progresso e oggi ha dimostrato quello. Certo sì, è una cavalla molto in progresso, quindi spero tantissimo. Complimenti Alessandro. Grazie. Massimo Marcialis per il Buonasera a tutti. per il team Cotus a Filanzana, 2 terzi a fila, oggi sui 1500 un furlong in più gli è andato a suo vantaggio, ha vinto anche una bella corsa. Sì, ce l'aspettavamo perché le ultime 2 veniva bene in fondo, la cavalla soffriva un po' l'andatura in 1200. Oggi, avendo corso già a 1200, è partita anche brillante, è andata avanti, ha gestito e in fondo andava e allungava, molto bene, molto bene. Senti, sia la vittoria sicuramente, anche i piazzamenti recenti, però anche il pedigree fa un bel sperare per questa cavalla. Sì, io ci spero a questa cavalla perché sta venendo avanti molto bene, corsa per corsa sta venendo avanti, poi c'ha molta testa, una cavalla molto tranquilla, molto gestibile e c'ha molto cuore. Si deve ancora fare fisicamente, è un po' rozzona, un po' così cicciona. Comunque secondo me diventerà una buona cavalla. Sì, però era un primo 2 terzi, penso che è sulla buona strada, l'avete incamminata bene, dai. Sì, l'abbiamo fatta debuttare un po', vabbè, in ritardo, non tanto, però era al 50% al debutto. Comunque le ultime 2 mi ha fatto sperare. Allungando la distanza abbiamo avuto ragione, dai. Senti, nel mirino il tuo ritorno, ultima battuta. Penso di sì, speriamo che sia sana, c'è anche l'altra. Sì, beh, certo. Ne abbiamo 2, speriamo, dai. Comunque questa mi ha fatto ben sperare per la cavalla, dai, perché ha incontrato cavalli che erano sempre piazzati, c'era la Gher che c'era 2 secondi dietro a Charlana Grey che seconda l'altro giorno perde da Danielina, insomma, bene. 11ª vittoria stagionale, complimenti Massimo, a te e a tutto il team Cotus. Grazie. I just wanna fade out somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been Era attesa la debuttante riservata agli anglo-arabo di 3 anni sui 1500 metri, vinta da una dirompente Corinne Claire, presentata molto bene dal team di Tore Karjage. La femmina, fatta in casa dallo stesso trainer di Nulvi, si è mossa con grande sicurezza nelle mani di Luca Ezzi, prendendo in breve il comando della corsa. Dalla parte opposta alle tribune veniva attaccata dal tentativo risultato labile di Contessa Rossa, che Corinne Claire ha comunque pedinato come un'ombra, per poi attaccarla con veemenza fino all'ingresso in retta e passare netta all'epilogo, mostrando di muovere molto bene le gambe. Ad oltre 7 lunghezze giungeva la rimontante Cornelia Paula, che beffava nei pressi del traguardo casomai per la miglior piazza. Al 4° posto concludeva Catalina. Tore Karjage non è solito spingere a fondo con gli esordienti e ciò accresce la curiosità attorno alla derivata figlia di Powell e Rezina, in sostanza un approccio del bench per Wixim. A fine gara le sensazioni del fantino Luca Ezzi e del trainer Tore Karjage. Luca Ezzi, c'è un bel feeling con questo training di Tore Sì, Karjage. quest'anno con Tore andiamo molto bene. Dopo Cumbagnos arriva la vittoria di Corinne. Sì, non mi ricordo adesso. Ma qui adesso c'è un lapsus. Comunque bella vittoria. Sì, grazie. Molto bene, partita abbastanza bene, l'ho assecondato un pochino per andare sulle punte, poi una volta che mi sono trovato sulle punte, un po' inesperto, ho cercato di gestirla, però poi sapevo che avevo tanto sotto. Ha impressionato molto la partenza, se n'è andata da sola, poi dall'altra parte lo stesso ha fatto una bella progressione. Sì, una bella progressione, mi è venuto un cavallo a coppia, l'ho lasciato sfilare un pochino, ho sentito che aveva bisogno di respirare, poi come ha preso il respiro l'ho ripassato e mi è venuto avanti da solo. Complimenti Luca. Grazie.
Torre Cargiaghe, al training, ai colori anche, all'allevamento presumo di... Sì, sì, Ho avuto un lapsus, di? Cargiaghi Giovanni. No, il cavallo. Corin Claire. Ok, Corin Claire, bel successo questo, era, cioè, partita bene, il primo figlio di Powell tra l'altro che si afferma, insomma tutto bene. Sì, tutto bene, poi è stata un po' insomma alla fine sfortunata perché è stata sorteggiata a Cristali una volta, dopo non ha corso perché il fantino non è sceso, quindi insomma alla fine questo debutto era, insomma, non arrivava mai, è arrivato e è andata bene, dai. Un debutto col botto, è piaciuto tanto il suo modo di correre, soprattutto dall'altra parte quando ha deciso di muovere e rompere gli indugi è venuta su bene. Sì, sì, e ancora, da come si muove, ancora un pochino come si vede che è esperta, però insomma, piano piano speriamo di fare un po' di esperienza e arrivare alle corse in buona condizione. Senti, dopo Cumbagnosa ti ripeti e ti affermi oggi con le debuttanti, quindi anche tu c'è un bel feeling. Speriamo che non siano solo le debuttanti, che continui così. Insomma. Beh, infatti, in bocca al lupo per quello del proseguo della stagione. Complimenti. by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Baobab strappa la sesta vittoria in carriera, timbrando la condizionata riservata il fondo arabo di 4 anni ed oltre sul miglio accorciato, questa volta con in sella Nino Murru. Il Sauro della scuderia Cossu ha gradito la buona andatura imposta da un propositivo Oroco che di buona lena indicava la via, seguito da Bobuchet, poi Baobab, Boborini a qualche lunghezza a Buran. La marcia del battistrada continuava spedita fino al paletto dei 200 finali, dove passava di slancio Baobab, che prendeva chiaramente la meglio, respingendo agevolmente Boborino, che risaliva al secondo posto, mentre per il terzo la decisione spettata nuovamente al giudice d'arrivo, ancora una volta senza l'utilizzo del photo finish, con Buran terzo e Oroc quarto. Come detto, Baobab da Franklin Montalbo e Fiarola ottiene la sesta vittoria in carriera, la seconda in questo 2021, e regala la quinta stagionale alla scuderia del signor Piero Cossu, sentita al tondino assieme a Nino Murru. Nino. Qua mi si è mezzo piantato, aspetta che ti metto a sinistra, io prendo due nelle falle. Nino Murru, porta il successo Baobab, ci ritorna in sella dopo quasi 2 anni, come l'hai ritrovato innanzitutto? Sì, mi sa che l'avevo montato al debutto Sì. e basta, qualche Maiden forse a 3 anni. Bello, un bel cavallo, una bella azione. Cavallo un pochettino, non è molto lineare come si diceva con Piero. Alterna dalle prestazioni molto belle a prestazioni meno belle. Oggi era bella. Senti, la sensazione, ormai questa è la sua sesta vittoria, è che lui le piace molto quando c'è molta andatura. Sì, oggi camminavano tanti, sono partito bene, infatti non mi sono preoccupato, poi mi hanno sfilato 2. Di là il ritmo era elevato, e quindi a me non mi sembrava bene, insomma, cavallo che gli piace, l'andatura. Senti, ne avevi ancora in fondo? Sì, ho vinto abbastanza facile, ha controllato, mi sono girato un paio di volte, visto che non c'era nessuno. Bene, un bel cavallo. Bene così per Baobab, bene anche per te, complimenti Nino. Grazie. Piero Cossu, di nuovo ai colori all'allevamento di Baobab, sesta vittoria in carriera, aveva già vinto qua sui 1500 di Sassari lo scorso ottobre, un cavallo insomma concreto. Si ripetuto. Un cavallo un po' strano, un po' lunatico, perché a volte ti aspetti prestazioni, oggi sinceramente non ce l'aspettavamo, vedi come sono fatti i cavalli, non lo so, e invece ha vinto bene, anche a Nino gli ho detto, guarda che di sicuro ti portano a camminare quei 2 che sono andati a fare, sai con loro lì in fondo era meglio, Bruno ha vinto bene. Sì. Infatti come si è parlato con Nino sembra che lui gradisca molto quando c'è molta andatura. Esatto, non è un cavallo, ripeto, non è che fa quello spunto, però se c'è andatura ci sta bene, corre bene lui. Poi dai, oggi l'ha dimostrato, sono anche 6 vittorie, non sono poche Bruno per un fondo arabo. Sì, 6 vittorie, questo figlio di Franklin Montalbo e Fiarola che comunque arricchisce il tuo palmarès stagionale e dopo l'internazionale di Caronte ora c'è questa vittoria di Baobab. Complimenti Piero e in bocca al lupo per il futuro. Tante grazie Bruno, grazie a te. By the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight.
Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Free falling from the high. Nella condizionata riservata ai purosangue inglese di 3 anni, altra pennellata di Gribu dell'Algher, portato al successo da un bravissimo Francesco Ladu. Il portacolori della scuderia San Giuliano conferma il suo ottimo momento di forma, dominando la prova da un capo all'altro, nonostante il top weight. Gribu dell'Algher ha imposto il proprio ritmo alla corsa, la cui scia veniva presa da Rombo da Ghent e Piatuoro, con a contatto anche da Ori dell'Algher. Nella piegata conclusiva il battistrada prendeva fiato, ricompattando il gruppo, per poi ripartire deciso sotto la cravacia di Ladu, rendendosi intangibile dalla rimontante compagna di colori da Ori dell'Algher. Rombo da Ghent e Piatuoro chiudevano il marcatore. Gribu dell'Algher da Battle of Marengo e la Bezzanga ottiene la terza vittoria in carriera, tutte ottenute in questo 2021, denotando una crescita costante corsa dopo corsa. A fine gara le parole di Francesco Ladu e quelle del signor Domenico Manca, proprietario e allevatore di Gribu dell'Algher. Francesco Ladu, seconda vittoria stagionale sempre con Gribu dell'Algher, l'avevo annunciato in sede di pronostico come cavallo da battere e così è stato. Sì, il cavallo ha dimostrato come l'ultima volta i suoi grandi potenziali, anche qui a Sassari ha corso come le altre volte, sempre bene davanti, dall'altra parte addirittura l'ho lasciato un po' respirare, poi addirittura salito su bene. È un cavallo in divenire che sta venendo avanti bene. Sì, bene. E sono convinto che nelle piste più grandi, dove si può ingambare meglio, è ancora molto meglio di queste piste un pochino più strette, diciamo. Più tecniche. Complimenti Francesco, belle interpretazioni, in bocca al lupo. Crepi. Signor Domenico Manca, benvenuti, lo ritroviamo qua a Sassari per una doppia, un'altra, quella di Gribu e Daori. Gribu, un cavallo che sicuramente lei tiene tanto perché è un hombre della San Giuliano, da lei insomma elaborato, quindi bene così. Sì, nato e allevato ad Alghero, quindi completamente sardo, e questo è molto importante, quindi una grande soddisfazione, orgoglio, soprattutto perché è già la terza gara che vince. Non avrei certamente immaginato, perché quando era puledro non ci ha dato queste grandi soddisfazioni. Comunque ha fatto un passaggio di età certamente molto importante e ha maturato molto. Come ha detto a Francesco, sembra un cavallo in divenire, perché comunque vincere anche qua a Sassari su 1500, ha vinto a 1800, un cavallo che si adatta A tutte le distanze. Sì, si adatta a tutte le distanze e diciamo che è molto flessibile nella sua andatura, e ritengo anche che sia stato montato molto bene, quindi ha fatto cost to cost, quindi molto importante. Sì, Daori, bene, anche lei. Sono contentissimo. Quella che ha azzeccato un po' è Bora, che era la più attesa. Esatto. Però va bene quella che ci ha fregato anche delle scommesse. Comunque, per quanto riguarda Daori, sono contentissimo perché prima o poi la cavalla deve uscire, perché è una linea di sangue ottima sotto ogni punto di vista, che non ha niente da invidiare alle più grandi linee di sangue, però purtroppo a volte Parla sempre la pista. esatto, bravo, il palo. Però la pista parla bene per la San Giuliano, ottava vittoria stagionale, 3 addirittura con Gribu dell'Algher, quindi bene così, complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, molto gentile, grazie. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Free falling from the high. I'm following the voice I know. Free falling from the high. I'm coming home. La serata si è conclusa con il successo di Criseyde e My Life, che griffa la maiden riservata ai fondo arabo di 3 anni sui 1500 metri per il quick double di giornata del fantino Alessandro Fiori e del trainer Antonio Cottu. Alla sgabbiata i più solleciti sono California Gold e Clarisse Sterling, mentre perdevano qualcosa i favoriti Clara e Criseyde e My Life. Ma la baia della scuderia Pudo ha avviato la partenza da un proprio brillantissimo, portandosi al comando a traguardo lontano, sopravvanzando la battistrada California Gold. Le due femmine si staccavano progressivamente dal gruppo degli inseguitori e addirittura d'arrivo Criseyde e My Life mette in campo le energie giuste per andare in passerella nell'ultimo tratto.
California Gold conservava bene la miglior piazza davanti a Clara, risalita al terzo posto su carta bianca di Tempio. Criseyde My Life da Pantuosco e alla Sarda centra la prima vittoria in carriera dopo qualche prova sfortunata e regala una grande soddisfazione al suo proprietario allevatore Costantino Puddu di Sedilo, sentita a fine gara assieme al morning jockey Massimo Marcialis ed Alessandro Fiori. Alessandro Fiori, quick double per questa prima della riunione turritana. Criseyde My Life, una cavalla sfortunata oggi, la vittoria meritata. Molto sfortunata, sentire Tonino molto sfortunata, io no, molto bene, dai, se la meritava. A un certo punto l'ho messa sul ritmo e lei ha risposto sempre bene, anche perché è una cavalla di passo e alla fine è anche molto meglio di questi. Senti, in fondo hai controllato bene, hai gestito il tutto e ha vinto vittoria facile. Sì, facile, c'era ancora un po' da spendere. Si è messa così un po' all'imbrago, ma perché giustamente si trovava davanti da sola e quindi era un po' guardinga. Complimenti Alessandro. Grazie mille. Ciao cari. Costantino Puddu, ai colori dell'allevamento di Criseyde My Life, insomma alla fine ce l'ha fatta. Era ora, dai, se la meritava, un po' di sfortuna ha avuto, però era ora. Anche grazie a tutti, a Marciale, Tonino, a tutto il team. Grazie davvero, sono felicissimo. Senti, si è presentata bene con un terzo e un secondo posto, poi un po' sfortunata nelle precedenti, oggi ha trovato i suoi migliori motivi per trovare il primo successo in carriera. Sì, oggi ha dimostrato che la cavalla c'è, dai. E speriamo che continui così. Speriamo bene. Una Pantuosco per la Sarda ricordiamo quarta al derby, quindi una linea questa che finalmente diciamo si ribadisce il suo valore. Era ora, anche lei come fattrice è un po' sfortunata, i figli hanno avuto un po' di sfortuna, però sono contento, felicissimo. Ok, complimenti Costantino, ti sentiamo visto che ce l'abbiamo qua anche Massimo Marcialis. Massimo, si è detto tutto con Costantino, la sfortuna Sì, era ha un po'... detto sì, la sfortuna. Oggi ha avuto una corsa pulita e la cavalla ha dimostrato quello che vale, dai. Senti, È stata un po' sfortunata le ultime corse, dai. Sempre avuto intoppi, dai, niente. e oggi diciamo che se l'ha meritata. Sì, penso. Complimenti Massimo a tutto il team Cotu, aggiorniamo i dati, 12ª stagionale, bene così. Bene, speriamo che continuino. Sì, infatti, in bocca al lupo a tutti. But I'm coming home, I'm coming back down tonight.